Ospite di oggi a Pianura News TV, il primo cittadino di Montagnana, Loredana Borghesan. Abbiamo oggi il sindaco di Montagnana, la signora Loredana Borghesan, che risponderà a qualche domanda che le facciamo. Che bilancio traccia della sua amministrazione per l'anno 2012 appena concluso e coincide proprio con il suo primo anno da sindaco? Non è stato sicuramente un anno facile, dove i problemi non sono certo mancati, credo a livello proprio generale. Da questa regola non è venuta meno l'amministrazione comunale di Montagnana, problemi per quanto riguarda patto di stabilità, querele delle case ATER, problemi nella vendita dei terreni vallivi, e questo non ha reso facile il compito di noi amministratori. Però credo che alla fine di tutto questo un risultato importante, un risultato positivo sia scaturito da questo tipo di attività, dove siamo convinti più che mai che da questo lavoro fatto fin qui rappresenti un terreno fertile per dei risultati che non tarderanno poi ad arrivare, che è stato un lavoro impostato su quello che è l'equità, impegnati sull'equità, sul rinnovamento, sul rilancio di Montagnana. Per questi motivi che abbiamo avuto un consenso importante nelle amministrative del 2011, motivo per cui ci impegniamo in modo forte a dare delle risposte anche se in momenti di così importante difficoltà. Vedremo già delle attività tangibili fin dal mese di marzo prossimo, dove inizierà un'opera, o quantomeno si darà corso al completamento di un'opera urbano-viaria che è sicuramente di interesse per tutti i montagnanesi, ed è il completamento della rotatoria di via Alberi. Il completamento di questa è un punto nevralgico della nostra viabilità locale, e si sono apportate alcune modifiche funzionali rispetto all'esistente, rispetto all'intersezione della rotatoria stessa, e questo per dare appunto una risposta alle esigenze emerse nell'utilizzo della medesima in essere e finalizzate a una sicurezza veicolare, oltre che arrivare alla finitura dell'anello centrale della rotatoria stessa. Pertanto ecco, questo è un intervento sicuramente che ha una valenza importante per il territorio, proprio perché è di attraversamento anche della SR10. Quindi un avvicinamento, se vogliamo, anche al resto dei comuni di tutta quanta l'area, ma in particolare Montagnana come si pone all'interno di questo contesto provinciale? Facciamo delle considerazioni assieme agli altri capoluogo di mandamento, Piove di Sacco, Conselve, Monselice, Este, è Montagnana capoluogo della Bassa Padovana. Ognuno di questi centri ha delle caratteristiche uniche che le contraddistingue. Per quanto concerne Montagnana, è un territorio che è molto ampio. Consideriamo che è sicuramente uno più ampio della provincia di Padova, parte dalle rive dell'Adige, del territorio del comune di Masi, che è appunto ai confini con la provincia di Rovigo, per arrivare poi dopo alle sponde del Frassine con Montagnana, per arrivare ai confini della provincia di Vicenza piuttosto che di Verona. È un territorio che, anche se non molto affollato, è di 32.000 abitanti circa il nostro mandamento, ma è uno anche dei più fertili della pianura padana. Pensiamo che i prodotti che vengono coltivati nel nostro territorio sono prodotti di qualità, sono prodotti DOP. Proviamo a pensare alla patata della Dorata, piuttosto che al radicchio rosso, piuttosto che ai frutteti del Doge. Pensiamo al melone del Montagnanese, un terreno che è stato reso fertile grazie anche all'attraversamento dei corsi d'acqua nel tempo, che hanno permesso a un terreno di essere di un certo tipo, e pertanto di essere abbastanza unico nel nostro territorio per questo tipo di prodotti. Pertanto sotto il profilo del mondo rurale e dell'agricoltura credo si possa mettere al centro la città, il paese del Montagnanese, il mandamento del Montagnanese. Anche Coldiretti nell'anno 2012 ha proposto e realizzato a Montagnana la giornata provinciale dell'agricoltura.
Questo è un modo per vedere Montagnana impegnata, la ruralità deve essere un collettore per uno sviluppo importante di un territorio e per dare risposte ai suoi cittadini. Non c'è una sorta di isolamento, non è un po' lasciata troppo sola Montagnana in questa fase? Montagnana in fondo è il fondo proprio della provincia, lo possiamo dire, perché è una realtà geografica. Diciamo che negli anni addietro, a mio avviso, non si è riusciti, nei momenti in cui l'economia ancora girava in un certo modo, non si è riusciti a esportare quello che è il montagnanese un po' tutto. Doveva essere probabilmente rivendicata nei palazzi che contano, intendo dire provincia e regione, e questa latitanza nel tempo, quando è scaturita la crisi dal 2008 in avanti, sicuramente la crisi si è fatta più sentire. Mi riferisco ai servizi che avevamo nel nostro territorio negli anni 70 in modo particolare, servizi che sono scomparsi, una viabilità insufficiente, una politica industriale praticamente inesistente e uno sviluppo dell'economia delle nostre ricchezze storiche, ossia il nostro turismo, un turismo che non ci costa niente perché abbiamo delle realtà storiche, naturali che sono insite nel nostro territorio, che non sono state sfruttate come avrebbero meritato. Sono però convinta che il trend su questa partita sta anche cambiando e si parla di Montagnana e del suo territorio con un'attenzione da parte degli organi superiori che è sicuramente maggiore. Possiamo ipotizzarla come un futuro e prossimo comune guida per l'area? Montagnana deve essere il comune guida all'interno di questo mandamento. Basti anche pensare che un terzo della popolazione del mandamento, pertanto circa 10.000 abitanti, risiede a Montagnana. Dunque Montagnana è il faro del territorio ed è per questo che con questa amministrazione noi stiamo lavorando. È chiaro però che quando si vuole e si deve fare squadra, tutti gli attori in campo devono spingere verso un unico obiettivo. In questo periodo in modo particolare si parla molto di unione dei comuni, di servizi in forma associata, di sinergie fra enti. Bene, di tutto questo è giusto ricordare che Montagnana è stata nel passato, nel tempo, precursore di questa politica. Già negli anni 70, pertanto ormai 40 anni fa, esisteva il Consorzio del Montagnanese. È nato, studiato, creato per dare vita a quelli che oggi sono proprio quei servizi che si sta tentando di mettere in forma associata, ma quel consorzio purtroppo, nato 40 anni fa, a causa di probabilmente miopia di molti amministratori, è naufragato. Pertanto io credo che il campanilismo abbia creato questo tipo di problema e di conseguenza isolato questo territorio. Il suo lavoro sembra essere fatto abbastanza diligentemente, come si dice in gergo. Come è visto dalla controparte? Diciamo che nel nostro comune si sta lavorando con incisività per il contenimento delle spese, per non far venire meno i servizi dei nostri cittadini. È un momento di crisi così sentita, credo che questo sia uno degli elementi importanti. Per dare risposta alla sua domanda devo anche dire che a volte si è anche costretti a incidere su quelle che sono le aliquote della nostra tassazione del Comune di Montagnana, ma credo sia importante trovare un giusto equilibrio per dare delle risposte ai cittadini con i servizi che si aspettano. Proviamo a pensare il costo per esempio della scuola materna piuttosto che del trasporto scolastico, piuttosto che delle mense. Se non riuscissimo a dare queste risposte sarebbero comunque costi che andrebbero a gravare sulle nostre famiglie, ragion per cui a volte, anche se in modo un po' così pesante e non certo voluto, si è costretti ad arrivare a trovare un equilibrio di sostenibilità fra una tassazione piuttosto che mantenere in ogni caso un servizio. Sono responsabilità che un amministratore si deve prendere e in questo momento soprattutto di grandi difficoltà. Nel futuro, Paglio dei 10 comuni, Montagnana, Festa dei Sapori, Fiera, quelli sono, come dire, a rischio o si riesce a far quadrare il conto?
Beh, credo che, come dicevo prima, abbiamo dei valori che sono veramente importanti, che hanno già una loro tradizione e che vanno assolutamente conservati. Pertanto rispetto di queste manifestazioni che vedono esportare Montagnana nel nostro territorio, ma non voglio anticipare nulla adesso, ma vedremo entro la fine dell'anno delle attività, delle manifestazioni di spessore regionale che saranno veramente di interesse.